pomeriggio, amiche e amici all'ascolto da Adriano Berruti. Domenica 31 gennaio, big match al Pala Gems, si sfidano la Best capolista e la Visfondi inseguitrice. Solo 3 lunghezze dividono le due squadre. Best ancora a punteggio pieno dopo 10 giornate. Visfondi che ha perso gli unici 3 punti del suo campionato proprio contro la Best alla prima giornata, punteggio di 1-4 in favore delle capitoline. Il fischio, e quindi si può iniziare con lo scambio subito tra Guercio e Moroni, con il dribbling di Guercio che salta De Santis ma subito col destro a cercare la porta all'opposizione di Martini. La ripartenza Best, Santis mette in gioco lì, Porto l'appoggio per Ceccobelli, fa girare ora Felicetti, in verticale a cercare Mazzini, difficile con il lato, ci prova, perfetta Mazzini in seconda battuta, buona l'uscita di Colucci, l'errore in uscita di Guercio, non trova Moroni, laterale per la Best con De Santis che lascia a Felicetti, l'appoggio per Ceccobelli che va forte a cercare la porta, la deviazione di Guercio, si anticipa Iariccio e mette in calcio d'angolo, Pierina De Santis che appoggia per Felicetti dentro, Marzini non trova l'impatto con il pallone per una questione di centimetri, ancora occasione Best, stati quasi 5 minuti di gioco, sempre 0-0 alla Pala Gems. Guercio larga per Jornet, ancora Guercio, quindi Moroni viene a sinistra, esce in pressing alla Best, viene a appoggiare dietro a Iariccio, qui probabilmente il secondo tocco della numero 3, sì, è così, con qualche attimo di ritardo arriva il fischio della direttrice di gara. Iariccio che aveva già toccato tra Moroni, ancora Colucci, Guercio, adesso per Colucci, di nuovo la numero 10, finta a pallone in profondità con il dribbling su Marzini, l'appoggio per Moroni che va in profondità per Colucci, tocco dentro, sbagliato, recupera la testa, Marzini, l'appoggio per Piersimoni, ancora Marzini, e il vantaggio della testa, segna sempre lei, Emi Marzini, con la maglia numero 99, a 13 dal termine del primo tempo, passa in vantaggio la squadra di casa. Del primo tempo sistema la barriera Iariccio, davvero poco spazio per far passare quel pallone. Felicetti prova a staccarsi Boni, il pallone dentro, poi ancora Boni prova a calciare l'impallata, ripartenza Visfondi, ora con Colucci che deve fermarsi, poi 0 in favore della Bess, il gol di Emi Marzini che intanto incrocia dei pali colpito da Guercio sul palo laterale con sinistra, con Guercio che appoggia centralmente per Jornet, quindi Colucci avanza a destra, Colucci, il pallone per Moroni, imprendibile per la numero 14. Primo cambio quindi nelle fila della Visfondi, ha giocato i primi 18 minuti praticamente con lo stesso quintetto. Ora Popolla, appoggio per Guercio, quindi Jornet, occhio a Popolla che ha tanto spazio a destra, quindi Moroni, gran palla per Jornet, non so se abbia toccato Luzzi, penso di sì, calcio d'angolo, gran parata di Ludovica Luzzi che dice di no a Jornet, ancora di Felicetti, Moroni ha provato a scappare alle spalle di Felicetti, l'appoggio per Guercio che calcia subito Luzzi, il calcio d'angolo. Rischio della direttrice di gara, pallone fuori per Moroni che non può concludere al volo. Allora Popolla ancora per Guercio dentro per Jornet che per questione di centimetri non trova la deviazione vincente. Conclusione veloce probabilmente per la Visfondi. Jornet, l'appoggio per Guercio che va forte a cercare la porta. La deviazione di Folcarelli. Ancora altamente con la punta a cercare Moroni, buona l'uscita di Folcarelli, il primo tempo al Pala Gems, 1-0 in favore della squadra di casa, il gol di Emi Marzini al settimo del primo tempo, quindi Bess che la sblocca in una gara davvero equilibrata, tante le occasioni da una parte e dall'altra, anche per la Visfondi che è andata ripetutamente vicina al pareggio, l'occasione più importante con la conclusione a porta vuota di Colucci, interrotta da una scivolata magistrale di Ceccobelli che ha tenuto avanti le sue giocatrici. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi ci troviamo per il secondo tempo qui al Pala Gems. Parte quindi la Visfondi, ora col pallone di Guercio intercettato da Ceccobelli, quindi Marzini, l'appoggio per Ceccobelli che calcia palo, poi De Santis, l'appoggio per Marzini, l'anticipo di Colucci, dice di no ma si lotta all'interno dell'area di rigore della Visfondi, alla fine Marzini e Ceccobelli è diventato 2-0 con la Bess, segna Ilario Ceccobelli. Ceccobelli larga per De Santis, appoggio per Felicetti, sale il pressing della squadra ospite,
Ora Marzili, movimento dentro di Felicetti, prova a servirla, Felicetti, grande aggancio, Iariccio in uscita, dice di no, gran chiusura di Iariccio, per il doppio della Best con Ceccobelli, poi accorcia le distanze, subito la rispondi con il Jornet, ora pallone in verticale per Marzili che si gira bene su Colucci, dentro De Santis, 3-1, arriva subito la risposta della Best, con il gol di De Santis. Sigla, gol del 3-1, viene De Santis, gran giocata ancora di Marzili. Ancora Moroni, esce Felicetti, chiama il pressing mister De Lucia. Pallone dietro per Iariccio. Il pressing Marzili, pallone in profondità, facile per Luzzi. Mette subito in gioco per Felicetti. Larga bene a sinistra per De Santis, pallone dietro ancora per Felicetti! Il gol di Tessino e Felicetti è 4-1. Segna la numero 7. È 4-1. Secondo tempo davvero a ritmi asfissianti alla Palagense. 3 gol in meno di 2 minuti. Anzi 4 gol, scusate, in meno di 2 minuti. 3 in favore della Best, 1 per la Visconti e 4-1 alla Palagense. Questo da rimettere in gioco per Colucci, l'anticipo di De Santis che poi subisce il fallo. La finta, ancora per Felicetti, quindi Marzili difende la sfera dall'arrivo di Jornet. Ora Marzili in possesso, Marzili deve girarsi in qualche modo, Marzili non rischia la giocata, prova la magia, perde la sfera, riparte, la rispondi con Moroni che sfida Ceccobelli, Moroni, pallone dentro per Jornet, Luzzi in uscita, dice di no per Felicetti, questo pallone, ora Colucci, ancora dietro per Jornet, finta di Jornet, l'appoggio ancora per Guercio, uno sguardo in mezzo, Guercio, le finte su Boni, adesso Boni al posto di De Santis, ora Jornet prova a liberarsi sul mancino Colucci, il gol della Visconti, torna a -2 la squadra ospite, il gol di Carola Colucci, gran palla di Jornet, insomma l'asse Jornet e Colucci che funziona per la Visconti, sì, l'appoggio per Ceccobelli che va subito in profondità, l'anticipo di Guercio, e danni Felicetti, riesce a ripartire però Guercio, quindi fallo laterale a favore della squadra di casa. Boni sul pallone, Ceccobelli accanto a lei, Boni lascia Ceccobelli che va in profondità a cercare Romano, buono l'aggancio di Romano che si libera di Guercio, Romano! Iariccio in calcio d'angolo, c'era forse un fallo, in profondità a cercare Romano, Romano prende la Guercio, con l'uscita di Iariccio, Romano rimane a terra, poi il fallo di Romano secondo la direttrice di gara, riuscita ad arrivare Moroni. Ancora possesso però per la Visconti con Guercio che fa girare da Jornet, sfida Felicetti, pallone per Colucci, finta danni di Ceccobelli, poi allarga a destra per Moroni, Moroni a spazio e calcia, conclusione deviata da Jornet mi sembra, rimessa dal fondo, quindi per la Best, appoggio per Felicetti, sale il pressing della squadra ospite, Felicetti trova bene in verticale Marzili contro Guercio, Marzili, le finte, Marzili va sul mancino! Splendido, vieni Marzili, doppietta, anche oggi per la numero 99, gol fantastico, vieni Marzili, torna a +3 la Best, 5-2 il punteggio, Ceccobelli, il pallone in profondità per Marzili, la difende dall'arrivo di Moroni, ancora Marzili in possesso, ha a che fare con la sfera, ora l'appoggia all'indietro per Boni che fa girare, ora Felicetti, ancora per Boni, girare da Ceccobelli bene, in verticale per Felicetti, buono il dribbling su Guercio che forse tocca anche con una mano, Felicetti, a tu per tu con Motti, sbaglia il passaggio per Marzili, grande occasione, ora Jornet prova a scodellare per Moroni, Luzzi, pallone che rimane lì con Colucci, arriva il gol della Visconti, la doppietta di Carola Colucci. Dal prossimo si andrà al tiro libero a favore della Best. Ora Felicetti appoggia per Ceccobelli, fa tirare da De Santis, c'è Macchiarotti, quindi Felicetti, occhio all'interdizione di Colucci, vince il contesto Felicetti, De Santis dentro per Zampetti che controlla, Zampetti dentro, De Santis, Felicetti alza la conclusione sul fondo, vicinissimo al gol del 6-3 la Best. Jornet, esce De Santis su di lei, pallone in verticale per Colucci, ancora Colucci con la sola da Jornet, prova dribbling su Ceccobelli, non si passa, Ceccobelli, dribbling su Colucci che non può rischiare il fallo, Ceccobelli dentro per Zampetti,
Pallone lungo per fallo di Zampetti. Fallo non buono il pallone dentro, buonissimo anche l'interdizione di De Santis. E allora Cecco Belli prova a ripartire, l'appoggio per Felicetti, adesso ha tempo per gestire, appoggia all'indietro per Zampetti. Cecco Belli, la finta di andare in profondità, poi dribbling su Pacchiarotti che rischia, allungando la gamba su Cecco Belli. Cecco Belli col sinistro dentro per De Santis. De Santis dentro! Sul pallone, calcio dietro per Guercio, a girare da Jornet, a girare Felicetti, Jornet, pallone scodellato per Moroni. Cecco Belli sta proprio a ingannare Moroni, non trova la sbandierina, c'è sempre fuori Guercio, pallone che invece va dentro per Jornet, l'interdizione di Marzili, quindi ancora Moroni, fuori per Guercio. È lento per cercare una conclusione, allora Popolla a destra, dribbling su Boni, Popolla prova ad andare verso l'interno, l'appoggio per Guercio, inizia a tirare da Moroni, che ha spazio Moroni, l'ultimo calcio. Solita rincorsa lunga per Emi Marzili, allarga a sinistra, la conclusione di Marzili, Riccio, allora è calciato in movimento però, da Guercio, finte di Guercio, ancora per Moroni, di nuovo Guercio. Adesso Best tutta a difesa di questo risultato. Guercio, Moroni, dribbling su Marzili, recupera Marzili, poi Boni va verso la porta! E il gol di Beatrice Boni! Arriva il gol del 7-3 della Best, segna Beatrice Boni! Stava tentando il tutto per tutto la Visconti, l'avevamo detto, la porta lasciata sguarnita con Moroni, portiere di movimento. 9 secondi al termine, Boni fa girare, sembra essersi arresa la squadra ospite, 6 secondi per tutte Boni, è rimasta verso la fine, grande risultato, abbiamo la buona scelta per la squadra di Piazza che vince lo scontro diretto contro la Visconti per 7-3, Best che sale a quota 33, ancora meno dopo 11 partite, Visconti che rimane a quota 27, 2 uniche sconfitte della Visconti in campionato, contro la Best all'andata, contro la Best al ritorno, 4-1 all'andata, 7-3 al ritorno. Vi ricordiamo sulla nostra applicazione Live Bomber troverete tutti gli highlights per questa partita. È tutto da Adriano Berruti, buona serata e arrivederci. Allora, siamo qui con Desirée Felicetti, grande gara, complimenti innanzitutto per questo scontro diretto con la Visconti. Com'è stata questa gara? È stata una gara combattuta, però l'abbiamo preparata bene durante la settimana e i risultati si sono visti e abbiamo vinto meritatamente. Era uno scontro proprio al vertice tra voi e la Visconti, siete riusciti a vincere così all'andata, così al ritorno, adesso sembra che lo potete perdere solo voi il campionato. Sì, diciamo che noi continueremo a giocare ogni partita per vincerla, sempre per conquistare i 3 punti senza perdere la concentrazione. Grazie mille, ancora partita. Grazie. Ciao, grazie. Il mio commento è che la partita era sicuramente equilibrata, sapevamo benissimo di venire a trovare una squadra tatticamente preparata contro cui dovevamo giocare una fetta importante di campionato. Purtroppo ci siamo fatte trovare impreparate sotto tanti punti di vista, specialmente nelle ripartenze, che sappiamo benissimo essere una nostra grande lacuna, però sono state più brave di noi le nostre giocatrici proprio lì, quindi la partita è andata così. E un commento sul campionato, era proprio lo scontro diretto, quindi adesso dovete sperare in un passo falso magari. Adesso diventa tutto più difficile per noi proprio perché devi sperare appunto in un passo falso della Best, che comunque si è dimostrata essere la squadra più preparata del campionato. Se non erro non hanno perso alcun punto fino ad ora, se non appunto contro gli ultimi. Il calcio è un gioco strano, quindi non si sa mai, noi continueremo a fare il nostro campionato, continueremo a giocarci la domenica tutte le partite e si vedrà a fine campionato. Grazie ancora Carola, complimenti per la partita, in bocca al lupo per la prossima.